Buongiorno care amiche, cari amici, un po' di yoga anche oggi. Iniziamo prendendo una bella inspirazione, un bel respiro, dentro il respiro e fuori il respiro e rilassiamo. Fermiamoci un attimo, appoggiamo le mani all'addome senza pressione, senza premere e ascoltiamo il nostro respiro. Semplicemente ascoltiamo il respiro, ci dimentichiamo di tutto quello che è intorno a noi, cerchiamo di portarci dentro di noi e ascoltarci. Ascoltare il nostro respiro, ascoltare il nostro corpo. Apriamo bene le spalle, lasciamole scendere lontano dalle orecchie, distese, morbide, rilassate. E cerchiamo di distendere tutto il viso. Immaginiamo di espandere tutti i piccoli muscoli del viso e ascoltiamo il respiro. Senza forzarlo, senza alterarlo, lasciamolo fluire spontaneamente e semplicemente lo osserviamo, portiamo tutta l'attenzione al respiro. Bene, poi rilassiamo le braccia, cominciamo a sciogliere un po' di tensioni dalle vertebre cervicali, flettiamo la testa in avanti, inspiro, la porto al centro, espiro, indietro la testa, estendo indietro la testa e distendo bene tutta la gola. Torno con l'inspirazione, espiro, la testa scende ancora in avanti. Sulla testa, ancora una volta, la porto indietro e la riporto al centro. Adesso giro la testa da una spalla all'altra, inspiro, espiro, testa verso la spalla. Inspiro, riporto la testa al centro, espiro, la porto all'altra spalla, senza abbassare, senza alzare il mento. Ancora, inspiro al centro, espiro, ritorno, espiro e ritorno al centro. Bene, adesso allunghiamo un braccio verso l'alto, su, spingiamolo bene 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 verso l'alto. Poi ci incliniamo un po' lateralmente, spingiamo il braccio lontano, teso e forte. Lo lasciamo ricadere. Poi disegniamo un bel cerchio ampio nell'aria sul braccio, lo facciamo scendere e riportiamo la mano sul ginocchio. L'altro braccio su, allungo, tendo bene verso l'alto, tocco il soffitto, poi mi inclino, rimango un attimo così, cerco di aprire bene tutta la fascia laterale. Abbandono il braccio come un'ala che si ripiega. Poi un bel movimento fluido, ampio. Mi raddrizzo, abbasso il braccio, riporto la mano sul ginocchio. Lo facciamo ancora una volta. Sul braccio, allungo, allungo, inspiro, dentro il respiro, espiro. Abbandono il braccio, mi fermo un attimo così. Poi sul braccio verso l'alto, una bella inspirazione profonda, dentro il respiro e riporto la mano sul ginocchio. L'altro braccio su, allungo, tendo bene verso l'alto. Inspiro, espiro. Abbandono il braccio e poi su. Una bella ispirazione e rilasso, distendiamo, sciogliamo un po' le spalle, mani alle spalle, disegniamo dei cerchi nell'aria con i gomiti,
movimenti lenti, ampi, fluidi, nell'altra direzione. E ci fermiamo, rilassiamo. Adesso portiamo tutte e due le braccia verso l'alto, dentro il respiro. Sul ginocchio, espiro, fuori il respiro, inspiro su ancora le braccia, espiro, le faccio scendere. Inspiro sulle braccia, allungo, espiro sul ginocchio, mani sul ginocchio, fronte al ginocchio. Inspiro su, allungo, espiro. Ancora una volta, su, inspiro, allungo, espiro, chiudo, inspiro, apro, espiro, le braccia scendono lentamente. Con l'altra gamba, inspiro, espiro, inspiro e espiro. Rilassiamo, fermiamoci un attimo con le mani in grembo, apriamo bene le spalle, tutta la schiena è rilassata, tutto il corpo è rilassato. Cerchiamo di sentire l'energia che comincia a circolare nel collo, nelle spalle, nelle braccia, nella schiena. Cerchiamo di ascoltare tutte le sensazioni del nostro corpo, ascoltare con un'attenzione sensibile, cercare di non lasciarci sfuggire niente. Adesso facciamo questo movimento. Apriamo un po' le braccia, con i palmi delle mani verso l'alto, cerchiamo di divaricare un po' le ginocchia anche e chiudiamo. È il movimento del fiore di loto che si apre e si chiude. Il fiore è chiuso e il fiore si apre. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Ancora, inspiro, espiro. Adesso incurviamo un po' le spalle, flettiamo la testa in avanti, rimaniamo un attimo così, con la testa abbassata portiamo il mento da una spalla all'altra. Poi risolleviamo la testa, rilassiamo, portiamo ancora le mani alle spalle, su bene i gomiti. I gomiti sono all'altezza delle spalle. Inspiro, espiro. Lentamente ruoto, entro nella torsione. Inspiro al centro, espiro, ruoto sull'altro lato. Torno ancora con l'inspirazione, espiro, cerchiamo di sentire il movimento nella colonna vertebrale, nei muscoli della schiena. Ritorno sull'altro lato. Ancora inspiro al centro, espiro, inspiro, espiro e ritorno. Adesso allunghiamo le braccia in avanti, intrecciamo le dita delle mani, spingiamo bene in avanti le braccia e anche le spalle, tenendo le spalle lontano dalle orecchie. Dobbiamo sentire tutta la muscolatura dorsale, la muscolatura alta della schiena, che si tira, che si stende, che si apre. Teniamo un attimo questo allungamento. Poi sulle braccia verso l'alto, spingiamole verso l'alto, le apriamo, le allunghiamo bene lateralmente e riportiamo le mani sulle ginocchia, rilassiamo. Prendiamo dei bei respiri profondi, fermiamoci un attimo.
Poi flettiamo ancora la testa in avanti, incurviamo un po' le spalle, indietro le braccia, indietro anche i palmi delle mani. Inspiro, inarco leggermente la schiena, palmi delle mani in avanti, porto un po' la testa verso l'alto. Espiro, chiudo. Inspiro, espiro. Adesso ancora inspiro, apro, espiro sulle braccia. Giriamo un po' le braccia, riportiamo i palmi delle mani verso l'alto, su le braccia verso l'alto, inspiro, espiro. Lo facciamo ancora una volta, inspiro, espiro. Inspiro, ruoto le braccia, espiro sui palmi delle mani, inspiro su, espiro. E mi fermo un attimo così, abbandono un po' le braccia, rimango con la testa un po' flessa in avanti, con le spalle un po' incurvate. Poi mi risollevo lentamente. Portiamo tutte e due le braccia tese in avanti, inspiro, espirando ruoto sul lato, una mano sulla spalla, l'altro braccio dietro la schiena e rimango un attimo così nella torsione. Poi ritorno, inspiro, espiro, ruoto sull'altro lato, braccio dietro la schiena, mano alla spalla. Ancora, inspiro, torno al centro, allungo, espiro. Inspiro, espiro. Torno ancora in posizione frontale, allungo le braccia, le abbandono e le rilasso. Distendiamo, spalle sempre ben aperte, lontano dalle orecchie, rilassate. Adesso incliniamo piano la testa da una spalla all'altra. Inspiro quando porto la testa al centro, espiro quando l'inclino verso la spalla. Ancora, inspiro, espiro. Torno al centro, faccio scendere ancora la testa verso la spalla. Adesso apriamo un po' il braccio opposto, allunghiamolo un po', l'apriamo un po' lateralmente e lo allunghiamo verso il basso, in modo da sentire questo bello stiramento su tutta la muscolatura del collo. Poi ritorno, inspiro, espiro, inclino la testa verso l'altra spalla e apro il braccio opposto. E ritorno, rilasso. Adesso teniamo le mani sulle ginocchia, inarchiamo bene la colonna vertebrale, spingiamo bene il torace in avanti, il petto in avanti, indietro la testa, teniamo un attimo questa posizione e poi arrotondiamo completamente. Scendiamo con il torace verso le cosce, abbandoniamo anche le braccia. Facciamo scendere la testa verso le ginocchia. Poi mi risollevo, mani sulle ginocchia, inarco, spingo bene indietro le spalle, spingo bene in fuori i glutei, indietro le spalle, indietro i gomiti, inspiro, espiro. Mi fletto in avanti, lascio andare completamente il tronco, la testa e le braccia. Ancora una volta, mani sulle ginocchia,
in arco, faccio salire lentamente il movimento lungo tutta la colonna vertebrale. Espiro, faccio scendere lentamente il movimento lungo tutte le vertebre. Mi fletto in avanti, abbandono testa e braccia. Mi risollevo. Adesso apriamo le braccia, le spingiamo lontano. Poi le chiudiamo e ci abbracciamo. Ci abbracciamo perché ci vogliamo bene, perché ci accettiamo così come siamo, con tutte le nostre fragilità che ci accomunano tutti, anche se ognuno di noi è un essere unico e irripetibile. Nessuno al mondo è mai stato e sarà mai come noi. La creazione non si ripete e ognuno di noi è una piccola nota di un'immensa sinfonia. E senza questa piccola nota, la sinfonia non sarebbe perfetta. Stringiamoci al cuore, mandiamo amore, affetto e sostegno a noi stessi. Rimaniamo un attimo così, rimaniamo raccolti nel silenzio del cuore, veramente in contatto con noi stessi, dentro di noi, dimenticandoci tutto quello che è fuori di noi. Guardiamo dentro invece di guardare fuori. E poi lasciamo. Rilassiamo le braccia, distendiamo. Terminiamo la lezione ascoltando ancora un po' il nostro respiro. Appoggiamo le mani all'addome e sempre cerchiamo di lasciare il respiro spontaneo, non forzarlo in nessun modo e trasformare il respiro in luce. Immaginiamo il respiro come un raggio di luce che entra nelle narici e poi si diffonde in tutto il nostro corpo. Tutto con leggerezza, tutto con dolcezza. Sentiamo che il respiro diventa lento, calmo, profondo. E ogni respiro ci porta a un gran senso di pace, di tranquillità, di calma, di armonia. Bene, la lezione di yoga è terminata, vi ringrazio, speriamo di vederci presto.